Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Siracusa, nonostante alcune tensioni, pronti a salpare verso Gaza, gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, le loro imbarcazioni si uniranno a quelle partite da Barcellona, manifestazioni di sostegno in tutto il mondo. Muore dopo essere stata travolta da un'auto a Porto Empedocle nell'Agrigentino. La 64enne investita davanti un ristorante in via Crispi. La procura apre un'inchiesta. Molestie e violenze nei luoghi di cura. L'Ordine dei Medici di Palermo attiverà uno sportello per accogliere le segnalazioni di abusi sulle donne nella sanità pubblica. Anche a Catania attiva un'apposita commissione. Palermo si tinge di giallo, il caso Onorato tra suicidio o delitto. Un nuovo testimone contesta l'indagine ufficiale. La famiglia dell'imprenditore trovato morto in auto nel maggio dell'anno scorso chiederà di non archiviare il caso. Palermo, seduta straordinaria del Consiglio Comunale a Ballarò. La gente espone i problemi del quartiere tra droga, sparatorie e rifiuti abbandonati. Tra le richieste dei cittadini il salvataggio del mercato storico. Una notte di grande musica ad Agrigento. Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, conquista il Palacongressi nella tappa siciliana del Tour italiano. Calcio, dopo la pausa in campionato il Palermo al lavoro per la sfida di domenica al Druso contro il Sud Tirol. Prime parole da Rosanero per il centrocampista Samuel Giovane. Serie C, il Catania prepara la partita di Cosenza. Toscano potrebbe confermare l'11 che ha battuto il Monopoli. Caturano possibile assente. Ben trovati e apriamo il nostro telegiornale collegandoci immediatamente in diretta con Siracusa, dove sono pronti a salpare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, la spedizione con gli aiuti umanitari per Gaza. Diamo subito la linea al nostro inviato sul posto, che è Luca Ciliberti. A te, Luca. Grazie Roberta, dopo giorni di rinvii finalmente oggi dovrebbe essere il giorno giusto. Le navi della Global Sumud Flottiglia che si raduneranno qui a Siracusa e poi prenderanno il largo dovrebbero finalmente intraprendere la rotta per Gaza, fino a dove evidentemente riusciranno ad arrivare, almeno questa l'esperienza insegna. Dietro di me vedete manifestazioni di tanti attivisti ovviamente pro-palestinesi, perché il tema, lo scopo di questa missione umanitaria è fare arrivare gli aiuti e soprattutto quelli alimentari a una popolazione stremata ovviamente da mesi di conflitto, da mesi di bombardamenti. Vi faccio vedere subito la nave, la prima delle 3 navi che è arrivata qui in porto a Siracusa. Eccola qua, la Morgana, una nave che a pieno carico trasporterà tra le 8 e le 10 persone che poi si raduneranno e si raggiungeranno le altre imbarcazioni. Partiranno in una ventina qui dalla Sicilia, a queste poi si aggiungeranno anche quelle provenienti da Tunisi. Tra questa flotta ovviamente c'è anche quella bombardata diciamo recentemente dal drone, che ha raccolto la solidarietà appunto di tutto il mondo, ma ci sarà anche ovviamente la flotta proveniente dal resto dell'Europa, dalla Spagna e da una parte dell'Italia soprattutto. Qui tra un po', intorno alle 2:30, ci sarà la conferenza stampa degli organizzatori di questa missione umanitaria, che daranno soprattutto i numeri di quello che è la Global Sumud Flottiglia. Quindi poi ovviamente nelle nostre edizioni vi aggiorneremo, nelle nostre edizioni del notiziario vi aggiorneremo. Nel frattempo abbiamo sentito anche qualche contributo prima dell'arrivo delle navi, vi facciamo ascoltare qualche testimonianza proprio qui dal porto di Siracusa. Ci troviamo veramente nel mese in cui si può definire e decidere la sorte di 1,5 milioni di palestinesi, quelli che vivono nella striscia di Gaza. C'è un'operazione militare con la deportazione e che potrebbe veramente comportare la fine della presenza di esseri viventi in quella striscia. A maggior ragione oggi c'è la necessità di portare un minimo, un pizzico di umanità dove l'umanità è stata cancellata. Cosa hai raccontato della tua esperienza a bordo dell'Andala? Ma in questo momento quello che mi viene da pensare è che veramente auguro che quel sogno che si è infranto a meno di 40 miglia marittime dalla striscia di Gaza, respiravamo l'aria di Gaza, ecco, che veramente si riesca a fare quello che da 18 anni tentiamo di fare. Esserci, poter guardare negli occhi e testimoniare che c'è un'umanità intera che vuole esprimere concreta solidarietà ai palestinesi.
La testimonianza del professor Antonio Mazzeo è significativa perché il professore Antonio Mazzeo, giornalista, attivista, era quasi arrivato a Gaza con una prima parte di questa missione. Vedremo come finirà. Tra un po', dicevo, arriveranno le altre due navi. Nel frattempo gli attivisti qui da terra, dal porto, continuano a manifestare. A te la linea, Roberta. Grazie a Luca Ciliberti e intanto cambiamo decisamente pagina. Una tragedia a Porto Empedocle, una donna di 64 anni, Isabella Messina, è morta dopo essere stata travolta da un'auto a pochi passi da casa. La procura ha aperto un'inchiesta. Il giovane che era alla guida rischia l'accusa di omicidio stradale. Davide Sardo. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sulla tragedia avvenuta a Porto Empedocle. Isabella Messina, 64 anni, di Agrigento, impiegata, moglie e madre, è stata travolta da un'auto in corsa lungo via Crispi a pochi passi da casa. L'impatto è stato violentissimo. La donna è stata trascinata per metri ed è morta sul colpo, nonostante i soccorsi immediati dei sanitari del 118. Alla guida della Renault Clio un 21enne di Porto Empedocle rimasto illeso ma sotto shock. Con lui un passeggero, entrambi ascoltati dagli investigatori. Per il giovane si profila l'accusa di omicidio stradale. Sul posto la Polizia Stradale di Sciacca e gli agenti del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle che hanno eseguito i rilievi. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità. Intanto cresce l'amarezza tra i residenti della zona che da tempo denunciano le condizioni di pericolo di quel tratto di strada in contrada Marinella, illuminazione scarsa, asfalto disconnesso e auto che sfrecciano senza controlli. Una tragedia che riaccende l'allarme sulla sicurezza stradale. In Sicilia si moltiplicano gli episodi di violenza ai danni delle donne nei luoghi di cura. Dopo la sospensione del direttore sanitario di Catania, il direttore dell'ASP, lo ricordiamo, accusato di avere molestato una collega, l'Ordine dei Medici prepara a Palermo uno sportello per accogliere altre segnalazioni di abusi, ma attivo sul campo anche l'Ordine dei Medici di Catania. Ma sentiamo Desiree Ferlito. E allarme in Sicilia per le violenze sulle donne nei luoghi di cura. Il caso del direttore sanitario dell'Aspet NEA, Giuseppe Angelo Reina, ex primario dell'ospedale di Paternò, sospeso dal servizio con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una collega, è solo l'ultimo racconto che sembra aprire un vaso di Pandora. Solo negli ultimi 3 anni sono 6 i medici siciliani condannati per abusi sessuali. Secondo l'accusa, Reina, durante la sua direzione a Paternò e in particolare dal dicembre 2018 al 2024, avrebbe adottato comportamenti espliciti per ottenere prestazioni sessuali approfittando della propria posizione. Il tutto sarebbe stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. L'inchiesta di Catania è solo l'ultimo anello di una catena. La geografia degli abusi in camice bianco attraversa la Sicilia, a tal punto da deliberare l'apertura di uno sportello dedicato per raccogliere le denunce. Quando accadono episodi del genere siamo obbligati a chiedere alla procura i documenti, dichiara il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, Toti Amato. Spesso i nostri provvedimenti vengono annullati o attendono per troppi anni. La maggior parte dei medici palermitani condannati continua a lavorare in attesa del pronunciamento. Qualcuno nel frattempo andrà in pensione. La sensibilità dell'ente si è tradotta in azioni concrete. Infatti già da anni il nostro ordine ha istituito ben 2 commissioni interne, la prima sulla medicina di genere e lotta alla violenza sulle donne e la seconda contro la violenza e gli abusi sui minori. E adesso ci occupiamo di quello che certamente assume sempre più i contorni del giallo, ovvero la morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato, perché compare un nuovo testimone per contestare i risultati dell'indagine ufficiale. La famiglia chiederà di non archiviare e continuare a indagare. Manlio Viola. Angelo Onorato era pedinato e temeva per la sua vita. C'è un testimone che può portare nuovi elementi nell'indagine sulla morte dell'imprenditore trovato cadavere a maggio del 2024 e convincere la magistratura a non chiudere l'inchiesta. Ne è convinta la famiglia, che prepara una opposizione all'istanza di archiviazione avanzata dalla procura. Proprio la famiglia non ha mai creduto all'ipotesi dello strano suicidio effettuato strangolandosi con fascette di plastica all'interno della sua auto parcheggiata sulla corsia laterale della circonvallazione
Cassazione di Palermo. Dopo quasi un anno e mezzo di indagini, però, la Procura l'altro ieri ha presentato istanza di archiviazione proprio per suicidio. Le indagini non hanno consentito di individuare seri, concreti e specifici elementi a carico di alcuno e neppure è stato possibile escludere che il decesso sia stato frutto di una scelta autonoma dello stesso Onorato, scrive la Procura nella richiesta di archiviazione. Un passaggio che viene adesso sottolineato dall'avvocato Vincenzo Lorrè, che rappresenta la moglie della vittima, l'ex europarlamentare Francesca Donato. Quasi certo che la famiglia dunque si opporrà alla richiesta di archiviazione, chiedendo di proseguire le indagini. Ci è stato consegnato stamattina un fascicolo di oltre 2000 pagine, dice l'avvocato Lorrè, che stiamo leggendo con attenzione prima di formulare le nostre considerazioni. Lorrè sottolinea poi come il testimone racconterà che Onorato si confidò con lui dicendo che nel mese di marzo si era accorto, quindi 2 mesi prima della morte, di essere stato pedinato da 2 persone e di essere preoccupato per la sua incolumità. A Palermo un controllore pestato sull'autobus per avere chiesto di esibire il biglietto, un buttafuori al pronto soccorso per avere tentato di sedare una rissa, e poi ci sono 2 discoteche chiuse, insomma è ancora violenza nel palermitano. Il servizio. Dalla movida e dalle discoteche fino al semplice trasporto pubblico o urbano, non c'è luogo a Palermo che non sia coinvolto da continui episodi di violenza. Le cronache delle ultime ore ce ne consegnano almeno 4. Un buttafuori della discoteca di Cinisi, il Chezzal, si è presentato nella notte al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico con una ferita alla spalla provocata con una bottiglia. L'uomo sarebbe stato colpito mentre tentava di sedare una rissa fra una ventina di giovani davanti al locale. I carabinieri erano già stati chiamati per quella rissa, ma al loro arrivo non avevano trovato nessuno, tranne poi trovare invece il buttafuori ferito al pronto soccorso. Per la discoteca di Cinisi è scattato un provvedimento di chiusura per 10 giorni. È la seconda volta che il Chezzal si trova in queste condizioni. La prima era successo lo scorso 29 giugno. Diversa la vicenda che ha portato a un provvedimento di chiusura per 7 giorni per un'altra discoteca, questa volta a Cefalù, Le Vele. Nelle stesse ore sono scattati gli arresti per 6 persone, fra cui un 17enne per una rissa scoppiata invece in strada in Corso dei Mille in città lo scorso 8 di agosto. Ma la violenza non riguarda soltanto la movida. Un 44enne campano è stato arrestato per aver picchiato il controllore che lo aveva sorpreso senza biglietto e voleva comminargli una multa. L'uomo ha colpito più volte il dipendente dell'AMAT per poi fuggire dall'autobus a piedi, ma è stato riconosciuto, rintracciato e arrestato per lesioni a incaricato di pubblico servizio. Noi restiamo a Palermo e vi raccontiamo una giornata particolare, quella di una seduta del Consiglio Comunale tenuta all'interno di un quartiere, il quartiere di Ballarò, sempre in emergenza. Tante le richieste di residenti e associazioni, le ascoltiamo nel servizio di Marco Gullà. Dall'emergenza crack al contrasto alla violenza e poi la riqualificazione del mercato sono solo alcune delle richieste di residenti e associazioni del quartiere Ballarò discusse nel corso di una seduta del Consiglio Comunale straordinaria che si è svolta proprio nel cuore del quartiere palermitano. Residenti, comunità parrocchiali, imprenditori, associazioni e volontari hanno ribadito ancora una volta, per l'ennesima volta, la necessità di accendere i riflettori sulle emergenze che riguardano Ballarò e lo hanno fatto nel corso di questa seduta straordinaria. Io spero che ci sia ascolto da parte del Presidente, da parte dei consiglieri. Se date la possibilità di ascolto a tutti, in un contesto anche assembleare, pur secondo le regole del Consiglio Comunale, che questo ascolto sia concreto. Il Comune ci deve aiutare, anzi il Comune deve combattere con noi questa povertà. Dobbiamo essere tutti uniti a questo. Per questo vi chiedo di aprire un tavolo tecnico stavolta serio per creare il reddito, sistemare il quartiere e veramente togliere quello che non va bene, ma quello che non va bene non significa i mercatari. Il Presidente del Consiglio Comunale di Palermo ha accolto le richieste della comunità di Ballarò. Chiaramente noi ascolteremo, soprattutto l'amministrazione, sono qui tanti presenti, tanti assessori, ascolteremo e chiaramente poi dovremo trovare dare delle risposte. A tutto quello che ascolteremo daremo delle risposte. E adesso si spera in fatti concreti per dare un volto nuovo ad un quartiere perennemente in emergenza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, ci occuperemo di autovelox in città. Torniamo.
Seconda parte di Sicilia 24, dopo i ricorsi contro le multe elevate dagli autovelox in tutta Italia, un decreto ministeriale chiarisce che non c'è differenza tra approvazione e omologazione dei dispositivi. In arrivo tra l'altro anche novità per il cittadino che potrà controllare online se un autovelox è conforme alle norme. Ci dice tutto Eva Spampinato. Nessuna differenza tra approvazione, installazione e omologazione. Le infrazioni di velocità rilevate dagli autovelox catanesi sono regolari. Negli ultimi mesi il tema dell'omologazione degli autovelox è stato più volte al centro dell'attenzione dei social, ma anche della giurisprudenza in tutta Italia. Anche a Catania non sono mancati i ricorsi dei cittadini contro le multe, a detta di alcune interpretazioni non valide. Un cavillo tecnico legato alla congiunzione «e», che adesso è stato definitivamente risolto da un decreto del Ministero dei Trasporti datato 18 agosto 2025. Chiarisce in via definitiva che omologazione e approvazione sono due sinonimi e quindi uno strumento approvato, uno strumento omologato, a condizione che entri poi la comunicazione appunto di dove sono gli autovelox nella piattaforma nazionale, sarà perfettamente in regola. A dirimere la pioggia di ricorsi e di interventi delle Cassazioni di varie città d'Italia è intervenuto dunque il ministro Salvini con l'articolo 2 del decreto, che inoltre introduce da ottobre anche una novità utile al cittadino. L'istituzione di una piattaforma nazionale per la quale tutti i comuni d'Italia sono obbligati a indicare esattamente dove sono stati piazzati questi autovelox. In pratica sarà possibile controllare online se un autovelox è regolarmente registrato e omologato. Il Ministero dei Trasporti pubblicherà un elenco nazionale ufficiale consultabile da tutti, utile per sapere se un dispositivo è conforme alle norme. Dai dati in possesso della Polizia Municipale, nel primo semestre 2024, confrontato col primo semestre 2025, ecco che abbiamo avuto oltre il 50% in meno di incidenti. E prima di continuare con gli altri servizi, noi torniamo a Siracusa, lo ricordiamo, abbiamo aperto il nostro telegiornale con il collegamento laddove insomma ci si sta preparando alla partenza della Global Sumud Flottiglia. Dunque Luca Ciliberti per le ultimissime. Luca. Non lo sentiamo, tra un attimo lo sentiremo, il collega naturalmente ci sta fornendo degli ultimi aggiornamenti, anche perché si vanno aggiungendo di minuto in minuto certamente anche le altre imbarcazioni che si uniranno poi a tutte quelle che salperanno ricche di aiuti umanitari per la striscia di Gaza proprio da Siracusa. Se non ho il collegamento proviamo ancora. La diretta, ovviamente. Eccolo qua. La diretta ovviamente sì, eccoci qua, siamo in diretta. Allora, dicevo, solo per un brevissimo aggiornamento, alle mie spalle stanno entrando in rada altre imbarcazioni, dovrebbero essere 6 circa, tra queste 2 arriveranno proprio qui ad attraccare e da queste scenderanno ovviamente alcuni degli organizzatori di questo movimento, di questa missione umanitaria. Alcuni sono già qua, ovviamente avete visto anche durante il corso dei telegiornali anche i parlamentari che si imbarcheranno a bordo. Ci sono, una piccola curiosità, anche tanti attivisti che sono arrivati da diverse parti dell'Europa che vorrebbero imbarcarsi, ovviamente non potranno imbarcarsi perché la call di questa missione è stata già chiusa a metà agosto, sono state chiuse anche ovviamente le possibilità di dare aiuti alimentari perché in quest'ultimo mese appunto si è provveduto ad analizzare, a stilare, così, a mettere tutto in ordine per poi dividere tutto in ogni singola barca che prenderà il largo per arrivare a Gaza. Almeno questo è l'obiettivo della missione. A te la linea, Roberta. Grazie Luca, che naturalmente ci renderà nel corso della giornata i momenti salienti di quello che poi è l'evento, cioè la partenza che dopo tante tensioni certamente sarà carico di grande emozione. E adesso la musica, grande musica ad Agrigento con un nome leggendario, quello di Steve Hackett, ma sentiamo Davide Sardo. Un viaggio nel cuore del rock progressivo, una leggenda della musica mondiale ad Agrigento.
Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, ha entusiasmato il Palacongressi con una tappa del suo tour italiano. Un concerto imponente diviso in 2 parti, la prima dedicata alla sua lunga carriera solista, la seconda interamente riservata agli immortali successi dei Genesis che hanno segnato la storia della musica mondiale. Oltre 2 ore e mezza di spettacolo con arrangiamenti raffinati, momenti strumentali intensi e l'energia del grande rock sinfonico. Sul palco con Hackett una band di livello internazionale, tastiere, batteria, sax, basso e voce per una formazione capace di ricreare atmosfere uniche e potenti. Un pubblico partecipe e caloroso ha accompagnato ogni brano con applausi e ovazioni. Agrigento ha scritto una pagina indimenticabile di musica accogliendo una leggenda vivente del rock. La mafia 32 anni fa, uccidendo Don Pino Puglisi, non ha certamente fermato le sue idee di legalità e i suoi valori. Ci sono persone che sul suo esempio hanno fatto missione di vita. Si parlerà di questo oggi a Sicilia 24 Focus, dopo il nostro telegiornale. Ospiti di Adelaide Barbagallo, Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro, fondato dal beato Puglisi, Rosaria Cascio, insegnante ed ex alunna del sacerdote, e Giuseppe Sant'Elena, oratorio Don Pino Puglisi di Biancavilla. L'appuntamento dunque alle 14.30 dopo il TG, ma anche in streaming video su siciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, sono giornate di lavoro per il Palermo che pensa alla sfida di domenica contro il Südtirol, appunto in trasferta. Prime parole intanto da Rosanero per il centrocampista Samuel Giovane, ma sentiamo Marco Gullà. Ritmi alti, concentrazione e sacrificio. Il Palermo si rigenera dopo la sosta di campionato. Domenica al Druso di Bolzano la sfida contro il Südtirol. Seppur con 2 sole giornate alle spalle, l'inizio di stagione della formazione rosanero è da ritenersi positivo. Al netto dei 4 punti in classifica, riscimolati nelle 2 sfide casalinghe contro Reggiana, vittoria per 2-1 e Frosinone 0-0. La sosta ha permesso a Inzaghi di lavorare sull'assetto tattico e mentale della sua squadra, potendo contare anche sugli ultimi arrivati, come Samuel Giovane. Quando ho saputo della trattativa ero a Bergamo in ritiro ed ero entusiasta. È stata una trattativa abbastanza lunga, però ecco, finalmente sono arrivato qua e ho voluto fortemente venire qua perché è una piazza tanto ambiziosa, tanto quanto me. Indipendentemente dalla situazione di Verre, che attualmente non sembra poter essere risolta facilmente, il Palermo potrebbe comunque procedere con un acquisto in difesa. Ci sarebbe infatti da Manchester l'ok per ingaggiare lo svincolato Beresischi, 33 anni, ex giocatore tra le altre della Sampdoria. Un jolly per Inzaghi. E veniamo invece al Catania che prepara la partita di Cosenza. Con ogni probabilità non ci sarà Caturano e Toscano potrebbe confermare l'11 che ha battuto il Monopoli. Marco Carli. Cosenza nel mirino. Il Catania capolista è entrato nel vivo della preparazione della partita del San Vito Marulla che domenica Telecolor trasmetterà in diretta con un ampio pre-gara a partire dalle 14. Toscano verifica le disponibilità. Pastore in conferenza stampa ha parlato del lavoro differenziato per Celli, Caturano e Rolfini. Il primo tornerà disponibile per Cosenza, ma potrebbe essere ancora Pieraccini a giocare dal primo minuto. Caturano ha trovato un modo di lavorare diverso, più intenso e un terreno di gioco in erba piuttosto che sintetico. Ha un affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per Cosenza, ma sicuramente tornerà fra i convocati per la partita col Sorrento. Rolfini invece dovrebbe essere disponibile nella settimana che prevede anche il derby col Trapani nel turno infrasettimanale. Il lavoro prosegue fra Massimino e Cibalino, mentre Zarbano in conferenza stampa ha anticipato cosa succederà da qui a un mese nel caso in cui Torre del Grifo tornasse di proprietà del Catania. Il focus è la prima squadra, per essere chiari, perché è la locomotiva che tira tutto il resto.
Allora, la prima cosa che andremo a fare è mettere nelle condizioni la prima squadra di potersi allenare lì e quindi focus sui campi, vediamo in che condizioni troviamo la Torre del Grifo, però campi e strutture necessarie alla prima squadra, conseguentemente il settore giovanile e poi c'è tutto il resto, perché la Torre del Grifo aveva tutta una serie di altri sviluppi. Benevento e Casertana sono le due campane avversarie rispettivamente di Siracusa e Trapani nel prossimo turno di campionato. Le siciliane che si trovano in fondo alla classifica hanno l'obiettivo ovviamente di risalire la china. Francesco Triolo. Il fondo della classifica da voler lasciare prima possibile, un desiderio comune, quello di Trapani e Siracusa, che comunque vivono due situazioni completamente diverse. I Granata hanno sostanzialmente recuperato quasi tutto il gap della penalizzazione, adesso puntano al match di domenica in casa contro la Casertana per togliere il segno meno dalla classifica. Assente lo squalificato Girin, Totò Aronica confida nel recupero di Negro, dove il problema accusato è l'ultima partita contro il Sorrento e salvo imprevisti dovrebbe essere a disposizione. Diversa la condizione di Pirrello, anche lui costretto ad uscire contro il Sorrento con le sue condizioni che vengono valutate giorno per giorno. Contro la Casertana saranno inoltre disponibili gli ultimi acquisti: Stramaccioni, Motoc, Sposito e Palmieri, per i quali è stata presentata la fideiussione integrativa. Il Siracusa invece, dopo 3 sconfitte nelle prime 3 gare di campionato, è attesa ad una scossa sabato contro il Benevento di Gaetano Auteri, squadra solida con ottimi singoli e che punta ad un campionato di alta classifica, ma che è reduce dalla sconfitta di Casarano. Se da un lato Marco Turati dovrà fare i conti con un'assenza importante nel reparto offensivo, ovvero Juan Ignacio Molina, che la scorsa settimana ha rimediato alla rottura del menisco, dall'altro può fare esordire Parigini, che del Benevento è un ex, pronto per una maglia tra i volti nuovi anche Rino Frisenna. L'obiettivo è schiodare lo 0 alla classifica per ritrovare entusiasmo e fiducia. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, vi lascio al nostro focus condotto da Adelaide Barbagallo e vi ricordo il telegiornale che tornerà su questa rete alle 19.